Signor Giorgio, qual è la sua storia? Lei da quanti anni vive in macchina? Non in macchina, dove capita un po' di qua, un po' di là, anche in macchina, ormai da 3 anni e mezzo, non che faccio più. Quanti anni ha lei? 72. Questa di Giorgio, pensionato 72enne, è una delle tante storie normalmente e tristemente vissute dietro i riflettori e che invece ora è venuta allo scoperto per cercare riparo e risposte. 600 euro di pensione, poco più di 1000 in conto corrente. Nato a Venezia di San Rocco, di lui si erano inizialmente interessati sia il comune di Venezia con l'assessorato al sociale, sia quello di Marcon con il primo cittadino, visto che da tempo si era trasferito lì. Ma sfortunatamente da entrambe le parti non ha ottenuto alcun aiuto concreto, dice, né per un lavoretto né per una casa regolare. Non mi è stata fatta nessuna proposta. Io ho fatto proposte di un aiuto, ho sempre rifiutate. Io ho chiesto 100 volte di adire anche associazione di volontariato per guadagnarmi 100-200 euro al mese per non essere del peso e mi è sempre stato detto no, sono sempre stato ignorato. Mi sono offerto per i drogati, quello che c'è, via Tronca, non lo so, non ero adatto. Mi sono offerto per altre cose, non sono adatto. Ho un diploma della ragioneria, un diploma di analisi chimico, un mese di laurea in scienze politiche, ho scritto 3 libri. Non che di essere un coglione, eppure non sono adatto a niente. Giorgio è pure fortemente malato e con comprovati e gravi problemi di salute. Ho fatto l'attacco, ho fatto una eco, un'altra eco, ho fatto l'attacco lunedì, sto aspettando l'esito. Ho visto il dottore mezz'ora fa e mi ha detto che sto rischiando un ittero o una peritonite. Al primo segnale corro in ospedale o chiamare l'ambulanza e non muovermi. Quindi ho anche dei problemi di salute immediati. Questa è l'auto dove vive con le sue 2 amiche e ora utilizzata come dispensa del cibo appena ritirato dagli aiuti solidali. Al momento sono diversi gli alloggi liberi disponibili al Pertini di Mestre per emergenza abitativa. Giorgio chiede anche soltanto una roulotte dismessa dalla uomini della protezione civile per viverci con le sue 2 gattine. Il suo rinnovato appello al sindaco della città metropolitana e primo cittadino di Marcon. Chiedo al signor Romanello, sindaco di Marcon, e al sindaco della città metropolitana di mettersi una mano sul cuore e di aiutarmi a darmi un alloggio dove dormire almeno per un po' di tempo.